poi il profumo del mare, lo si sente di qua, cioè verrebbe di farla su una barca, però qua al Lido è come se stessi già in una barca, capito? È come se già stessi su una barca. Fantastico, complimenti veramente. Mamma, non riprendere. Pietro Pietro Di Notto, cosa le dà maggiori soddisfazioni durante la sua giornata lavorativa? Qual è il motivo che la spinge a impegnarsi così tanto? Allora, soprattutto è la passione e poi mi diverte, questo lavoro mi diverte, mi piace impazzire, se il lavoro non si fa con passione non riesci, quindi è la passione, poi il bell'ambiente, tutto il resto poi viene da sé, ma quando già ci metti la passione, il piacere, il fare le cose, il divertimento del lavoro, già capisci che ti viene tutto più semplice. Poi grazie a loro veramente che mi hanno permesso di fare questa dimostrazione di questi prodotti fantastici. E magari per farli uno ci mette un po' di tempo, però quando il risultato poi arriva, allora è soddisfacente. Però per fare questo sempre ci vuole la classica frase, quella dell'impegno. Senza impegno non ce la fai, però con l'impegno la passione ci riesce, impegno, passione ci riesce. Dai che ci divertiamo. Guarda quanto fumo. La finisco io, sì, e tu continui a fare il video, tieni. No, mamma, togli, togli il telefono. No, è già lì da qui. Ma perché lo devo fare? Mangia la granita, me. Dai, ma per favore. Dai, io mangio la granita, se no si scioglie, vieni. Ma se cosa porta questo Vabbè, faccio però non c'è bisogno. No.